Siamo giovani, navighiamo da fermi sul web, viaggiamo con treni e Flixbus per frequentare l'università a Roma, Milano, Padova. Concerti, raduni, flash mob ci catapultano nel nostro presente. Tutto scorre veloce, tutto cambia con un click. Verissimo, ma alle feste di paese, quelle che si ripetono ogni anno, il tempo sembra fermarsi, eppur ci travolge. Perché sono forse le uniche occasioni in cui si radunano tutti, in famiglia e in comunità, giovani e bambini, adulti e anziani. Abbiamo voluto capire come e perché, attraverso un viaggio in Alto Friuli alla scoperta delle radici delle feste. Quelle che nell'antica civiltà contadina scandivano il duro lavoro, concedendo rari momenti di svago e creatività. Un viaggio attraverso le storie di 7 feste, quasi tutte ancora praticate, tra originarietà e innovazione, che da dicembre a settembre sottolineano l'atteso valore della rinascita con la bella stagione. 7 feste per 7 emozioni. Mai avrei pensato che mio fratello minore, tutto preso dalla musica trap e gli ambienti metropolitani, mi portasse in Carnia ad assistere a un'antica tradizione. Probabilmente perché, essendo fresco di patente, fino a Forniavoltri da solo non ci poteva andare. Inoltre la domenica di Pasqua, quindi con tutta la famiglia al seguito. Ci ha convinti dopo tanta insistenza. Dai, dobbiamo andare al lancio delle Cidulis, venite, c'è anche il mio amico Pietro. Finalmente può partecipare anche lui, come hanno fatto suo nonno, suo padre quando avevano 18 anni. Dai, ci sono tutti i suoi amici e la ragazza, è quella che gli piace. Solo a me ha detto che stava pensando a lei mentre stava intagliando le Cidulis. Ne valsa la pena, davvero. Il lancio con forza dai dirupi delle rotelle infuocate creava spettacolari traiettorie di luce e tutt'intorno si percepiva l'eccitazione, quell'emozione di slancio legata sia alla gioia sia alla paura generate dal fuoco. Niente a che vedere certo con i fuochi artificiali di oggi, ma a sorprendere è proprio la capacità di questa semplice tradizione di generare poesia. Poi abbiamo incontrato Pietro, raggiante, con quel sorrisone. Aveva incrociato quella ragazza, la ragazza che gli piace, che aveva anche capito il messaggio. I giovani correvano a raccogliere le rotelle ormai raffreddate. Gli anziani brindavano ricordando i tempi in cui i protagonisti erano loro. E nell'aria c'era il sapore dell'ottimismo. Un sapore che il lancio delle Cidulis, in Carnia, ma anche in altre località alpine, affonda le sue radici in tempi molto molto lontani. Quelli di Beleno, divinità celtica di natura solare. Assimilata ad Apollo, il dio che trainava il carro del sole. E non è certo un caso se a Zuglio, un paese a 40 km da qui, nell'ambito degli scavi archeologici che testimoniano la presenza dei Romani in Carnia dal II secolo a.C., la documentazione epigrafica narra del rifacimento del tempio dedicato proprio al dio Beleno. Sin dall'antichità il fuoco è stato caricato di valori simbolici e per questo venerato, custodito giorno e notte dalle vestali romane. In Friuli celebrato in direzione propiziatoria per la stagione della transumanza e, con il grande falò dell'Epifania, che ancora oggi indica in base alla direzione presa dal fumo il destino del raccolto a venire. Ho trovato anche altre informazioni, sentite qua. Il lancio delle Cidulis, diffuso in tutta la Carnia, in date diverse, ma per lo più durante il solstizio d'inverno, spesso si sovrappone ad altri festeggiamenti, come il patrono del paese, il Capodanno, l'Epifania o la Pasqua. In ogni caso, mantenendo il suo carattere propiziatorio, per augurare la ricchezza della terra e buoni auspici per gli eventi futuri, soprattutto quelli legati alle unioni di coppia, quindi all'amore. Forse anche perché i risultati del raccolto e di tutto il lavoro a quei tempi erano legati anche alla buona conduzione familiare e alla prosperità del suo nucleo. Fino a qualche tempo fa, a Forniavoltri, il lancio delle Cidulis si svolgeva il 18 marzo, la sera prima di San Giuseppe, per celebrare il risveglio dal torpore invernale, quando la durata del giorno raggiunge quella della notte e la luce sta per avere il sopravvento sulle tenebre. Una rinascita, poi spostata alla domenica di Pasqua. E all'insegna della rinascita,
I buoni auspici continuano a concentrarsi sull'amore, presente o futuro, motore dei forzuti lanci da parte dei ragazzi, che anni fa erano i coscritti che partivano per il servizio militare, esprimendo i propri amori prima di prendere il treno che li avrebbe portati lontano. Ogni lancio è accompagnato da una filastrocca benaugurante, generalmente dedicata a un amore segreto, oppure a una coppia reale. È un augurio di fortuna per l'anno successivo a tutte le coppie del paese, ma anche a chi arriva da fuori. Così, immersi tra fuochi che segnavano le traiettorie del sole, tra tanta allegria e bevande calde, anche i nostri genitori sono poi tornati a casa, sentendosi più vicini. Sette feste per 7 emozioni. È il nostro messaggio di una rinascita, che dal passato si rilancia nel presente. All'insegna della tipicità territoriale e della sostenibilità ambientale. Ma anche della salute, della socializzazione e del turismo lento.